Meritoria iniziativa questa mattina da parte di 3 volontari del progetto Laguna Pulita, che prendendo le mosse da un post negli scorsi giorni pubblicato nei network di Chioggia Azzurra, si sono dedicati a ripulire dai rifiuti plastici un tratto della diga alla foce del Brenta in località Isola Verde. Partiti con una temperatura di -2 gradi, Nino Gobbetti, che ha lanciato l'appello, con Jenny e Matteo, hanno raccolto numerosi sacchi di immondizia in un'ora, partendo dalla rete a bilancia crollata non lontano dalla foce, ripulendo così il tratto di spiaggia più vicino alla diga. L'associazione Pesca Sportiva in Mare dà già appuntamento fin d'ora a una raccolta in grande stile per il 16 febbraio prossimo, quando tornerà alla carica per ripulire un tratto di spiaggia sottomarina, probabilmente nella zona dei campeggi. Il ritrovo sarà comunque a Marina di Brondola alle ore 9. Dopo il briefing seguirà l'avvio della raccolta, al termine della quale avrà luogo un ristoro rustico in pieno stile veneto. L'operazione è patrocinata dal comune di Chioggia in collaborazione con Veritas, che fornirà sacchi e guanti. Nino Gobbetti attende l'adesione di tanti volontari della città. Per informazioni è disponibile al suo recapito 393 336 80 70. L'Osservatorio regionale della qualità dell'aria, in seno all'ARPAV, ha emesso oggi un comunicato sull'avvenuto raggiungimento del livello 1 arancione, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 di 50 microgrammi per metro cubo. Pertanto nel comune di Venezia, così come a Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, da oggi, martedì 7 gennaio, e fino alla nuova comunicazione, entreranno in vigore le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici. Nello specifico, il livello arancione vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi quindi anche sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle 18.30, di ciclomotori e motocicli Euro 0 a 2 tempi, di autovetture a uso proprio alimentate a benzina Euro 0 ed Euro 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti a biomassa di classe inferiore a 3 stelle ed effettuare combustioni all'aperto. Altre aree della provincia, come ad esempio Chioggia e Mirano, ma anche Adria nel Polesine e Piove di Sacco nel Padovano, sono segnalate con allerta 0, cioè verde, e quindi non passibili di provvedimento immediato. Una delle ragioni dell'impennata del PM10 sta nei tanti fuochi che nelle scorse ore hanno animato la campagna veneta secondo tradizione. Proprio in previsione di queste celebrazioni, alcuni comuni avevano vietato l'accensione dei fuochi. Così è accaduto per esempio a Cavanella d'Adige, all'estremo confine meridionale della provincia, dove le velleità di rispettare la tradizione si sono scontrate col divieto per esaurirsi nell'accensione di qualche fumogeno. A Carnevale intanto, nel giorno di martedì grasso, a Chioggia sarà bruciato il pupolotto all'oratorio salesiano Don Bosco. C'è ottimismo per la possibilità di continuare l'attività sportiva delle squadre giovanili dell'Union CS al campo dell'Isola dell'Unione. Un incontro avvenuto venerdì mattina in municipio e il necessario confronto tra gli uffici lavori pubblici e sport ha portato alla comunicazione da parte del comune che solo nelle fasi di montaggio del prefabbricato per costruire il parcheggio scambiatore previste dal prossimo 13 gennaio l'attività potrebbe essere fermata dal responsabile della sicurezza del cantiere. Per quanto riguarda lo svolgimento dei campionati federali, il dirigente del settore lavori pubblici del comune di Chioggia, Stefano Penzo, è in relazione con il CONI allo scopo di predisporre il probabilissimo restringimento delle dimensioni del campo di gioco, al fine di consentirne l'utilizzo anche in concomitanza del montaggio della struttura adiacente. Questa al momento è la soluzione più gettonata, anche in considerazione del fatto che i lavori di adattamento sarebbero a carico dell'amministrazione comunale, la quale ha anche disposto l'abbattimento del canone d'affitto dovuto per l'utilizzo del campo Gambelli dalla società Union Chioggia Sottomarina per l'anno 2020. Esiste ancora la possibilità che i disagi per le parti, squadre giovanili e cantiere, possano essere insostenibili e in tal caso già si sa che alcune partite di campionato potranno essere svolte al campo sportivo di Sant'Anna di Chioggia,
gestito dalla stessa società Granata. Anche in questo caso la manutenzione dovuta per sistemare il terreno di gioco ricade sul comune. In ultima istanza anche l'Unione Clodiense di Ivano Bosco Lobiero ha dato la propria disponibilità per il trasferimento di bambini e ragazzi al campo di Cadino, solitamente utilizzato per gli allenamenti della prima squadra. La nota dell'ente comunque è sufficientemente esplicita nel limitare le soluzioni alternative alla previa esperienza delle altre vie che consentano a circa 300 giovani atleti di continuare ad allenarsi e giocare alle isole dell'Unione. Una zona nella quale è intenzione dell'amministrazione avviare un progetto di riqualificazione dell'ex pista di atletica, prevedendo tra i suoi programmi l'impegno di spesa di 500.000 euro. Le attività tecniche funzionali alla realizzazione di tale progetto sono già in corso e prevedono un percorso complessivo volto a determinare il suo futuro utilizzo a beneficio dei giovani e dell'intera città. Consapevoli delle preoccupazioni iniziali, spiega l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo, ci siamo attivati per aprire un dialogo costruttivo con gli attori coinvolti. Ci sentiamo di rassicurare quanto al fatto che riusciremo a trovare un giusto equilibrio tra i lavori necessari per il nuovo parcheggio e la continuità sportiva, fondamentali per i giovani. Nella mattinata di sabato scorso, 5 gennaio, alcuni proprietari di cani che avevano portato gli amici a quattro zampe a divertirsi nella battigia di Sottomarina hanno avuto la sorpresa di incrociare le guardie ambientali convenzionate con il comune di Chioggia, le quali, in base alle ordinanze e regolamenti in vigore, hanno refertato a verbale le contravvenzioni per coloro che avessero lasciato liberi gli animali di scorrazzare senza guinzaglio. Molti hanno segnalato la circostanza nei gruppi online, dove viene anche fatta notare la presenza di cavalli sul bagnasciuga, nei confronti dei cui proprietari non sarebbero state elevate ammende nonostante le deiezioni seminate. Tra coloro che sono intervenuti a lungo dibattito anche Loretta Boscolo dell'Associazione Protezione Animali, la quale sollecita l'intervento degli ausiliari per l'ambiente anche nei confronti dei proprietari di cani tenuti a catena, in box non regolari e in angusti poggioli, oltre alla presenza del chip per scongiurare l'abbandono. Una gran folla ha assiepato domenica e lunedì il corso del popolo di Chioggia nei due pomeriggi di eventi che hanno segnato il termine delle feste a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Prima l'avvio dei saldi nei negozi del centro storico opportunamente pedonalizzato, celebrato dall'Ascom insieme ai cosplayer e alla musica dal vivo. Poi, nella giornata di ieri, l'arrivo delle Befane in sfilata attraverso la piazza. Davanti al municipio, nei pressi dello Stendardo, è stato anche allestito un piccolo palco per l'animazione destinata ai bambini, ai quali i figuranti a bordo di Scoppa hanno offerto i tradizionali dolciumi e caramelle. Di festa in festa è già tempo di pensare a carnevale. E allora siamo qui al laboratorio San Giovanni che c'è in Via Mediterraneo. Vi ricordo che gli esami si possono fare tutte le mattine tranne sabato e domenica dalle 7:30 fino alle 9 e poi, prego pure, e poi anche praticamente si possono ritirare dalle 9 della mattina fino a mezzogiorno e al pomeriggio dalle 15 fino alle 19. Aspetto molto importante è che gli esami si possono ritirare anche tramite online, quindi non occorre venire qui qua, se chi vuole, che ha bisogno viene, ovviamente ci sono le signorine, ma si può ritirare tranquillamente tramite posta elettronica e quindi è molto comodo e quindi vi consiglio di utilizzare questi servizi che sono tra l'altro a un prezzo molto vantaggioso.